Volevo dire due parole sulle reazioni che ci sono state in seguito all'approvazione del disegno di legge 116 della Regione Veneto, il disegno di legge sul bilinguismo veneto-italiano, ma più generalmente sulle reazioni che abbiamo visto ogni volta che ci sono stati degli sviluppi positivi a favore delle lingue regionali d'Italia. Reazioni che sono molto simili nonostante le lingue regionali in oggetto cambino. Reazioni che abbiamo visto anche in seguito alla legge lombarda sul riordino cultura, particolarmente l'articolo 22 dove si parla del mantenimento della lingua lombarda, ma anche anni fa, nel 2011, quando la regione siciliana ha approvato la legge numero 9, 31 maggio 2011, sulla lingua siciliana. Quindi reazioni che sono un denominatore comune ogni volta che una regione italiana prende dei provvedimenti a favore delle lingue regionali. Ci sono un numero di cose da discutere e non voglio dilungarmi troppo, quindi parlo di tre cose in particolare. La prima, il primo tipo di reazione è una contestazione che viene fatta a queste leggi basato sull'idea che il lombardo, il veneto, il siciliano non possono avere una tutela perché hanno una variazione dialettale, il tipico commento, variano da paese a paese, da provincia a provincia, e quindi si dice per questo motivo non sono lingue. Questo dimostra due cose. Una, che i linguisti non hanno fatto, non abbiamo fatto un buon lavoro di divulgazione, perché molte persone pensano ancora appunto che una lingua sia tale solamente se non ha variazione dialettale, il che è ovviamente falso, dimostrabilmente falso. E la seconda cosa è che purtroppo il fatto che questo si estende anche a persone che lavorano nell'ambito linguistico, per esempio alcuni dei commenti fatti in relazione alla legge siciliana sono venuti da Giuseppe Pappalardo, che è docente di lingue e culture dell'Asia, quindi lavora dentro la linguistica. Alcune delle reazioni contro il Veneto sono venute da docenti di linguistica delle università venete e la reazione forse più forte contro la lingua lombarda è venuta da persone che lavorano all'Accademia della Crusca e che quindi, anche se non sono esperti di lingue regionali per definizione, sono esperti di italiano, però lavorano generalmente entro un ambito linguistico. Quindi il problema non è solamente un problema di opinione pubblica, è un problema più largo ed è per questo che vorrei parlarne. Dunque, dicevo, la prima contestazione è che queste lingue non sarebbero meritevoli di tutela perché variano a livello regionale, provinciale, locale. Questo non è un'obiezione sensata semplicemente perché tutte le lingue variano diatopicamente, come diciamo in linguistica, ovvero da un luogo all'altro. Fa parte di una caratteristica delle lingue vive e fa parte soprattutto di una caratteristica che nella linguistica moderna è riconosciuta come tipica delle lingue e specialmente delle lingue regionali, per vari motivi storici e politici che non abbiamo tempo di discutere, però qualsiasi lingua regionale d'Europa o del resto del mondo, ma limitiamoci all'Europa almeno per il momento, dimostra variazione diatopica. Prendiamo un esempio, prendiamo l'esempio del gallese. Se prendiamo per esempio The Welsh Language di Davis, nelle prime pagine ci spiega che la lingua gallese ha variazione dialettale e che ascoltando una persona che parla gallese si capisce quasi immediatamente da che parte del Galles possa arrivare, non solamente per accento ma anche per uso di alcune parole, anche per uso di alcune strutture grammaticali. E generalmente è riconosciuto che il gallese si divide in due gruppi dialettali, quello del nord e quello del sud, con all'interno dialetti locali. Ma non per questo il gallese non è lingua, anzi è risaputo che le lingue hanno variazione dialettale, ma le lingue regionali l'hanno ancora più forte, ripeto, per motivi storici e politici in cui non entreremo. Alcuni esempi: nel sud del Galles la parola nonno è tadku, mentre al nord è tide. La parola adesso nel sud è naur, mentre nel nord è ruan. Su si dice lan nel sud e ivene nel nord. Volpe si dice cadno a sud e slunog a nord e così via.
esempi che possono essere paragonati, parlando di lingua lombarda, al Pagai dell'Ovest, paragonati a Scet dell'Est, delle due varianti principali della lingua lombarda. Quindi non c'è nulla di strano, nulla di peculiarmente italiano, nulla di nuovo nel riconoscere lingue regionali che hanno variazione dialettale al loro interno e che sono frammentate. Ripeto, più delle lingue di Stato, anche le lingue di Stato sono frammentate. Sappiamo benissimo che in italiano si può dire mi piace assai, o mi piace molto, o mi piace tanto, si può dire anguria o cocomero, sedia o seggiola, e il parlante sceglie una di queste parole a seconda della sua posizione geografica. Non sono parole che sono indipendenti dalla divisione geografica. Soprattutto sedia e seggiola, o assai e molto, anguria e cocomero sono geograficamente riconoscibili. Ma come ripeto, la variazione dialettale è tipica delle lingue e ancor più forte nelle lingue regionali. Quindi il fatto che le lingue regionali d'Italia, come veneto, lombardo o siciliano, abbiano variazione dialettale significa solamente che sono come le altre lingue regionali d'Europa, per esempio il gallese. Vediamo qui il galiziano, la lingua galiziana riconosciuta dallo Stato spagnolo come lingua regionale della Galizia, e vediamo immediatamente con i colori 4 aree dialettali, forse 5, forse 6, a seconda delle divisioni, a seconda dei dettagli della nostra divisione, ma sicuramente una parte centrale, una parte orientale, una parte occidentale, anch'esse poi divise da nord a sud in sottogruppi. Il galiziano è una lingua regionale di Spagna, ha, come dimostra questa cartina, variazione regionale all'interno della Galizia, variazione locale. Il galiziano parlato a Vigo non è identico al galiziano parlato a Santiago de Compostela, ma ciò non è né un segreto né una cosa strana. Le lingue hanno variazione dialettale, le lingue regionali hanno ancor più variazione dialettale delle lingue di Stato. Se guardiamo una cartina del ladino, riconosciuto dallo Stato italiano come lingua regionale, è frammentato più o meno, forse più, del galiziano. Eppure ciò non ha vietato che il ladino fosse riconosciuto dalla Repubblica Italiana come lingua regionale. Quindi non è solamente una cosa che accade altrove, accade in Spagna o in Galles, accade anche in Italia, che le lingue regionali vengano riconosciute nonostante la loro frammentazione dialettale. Quindi dire che ciò è problematico per il veneto, per il lombardo e per il siciliano, ma non per il galiziano, ma non per il ladino, è semplicemente una fallacia logica. Si parla anche di un altro motivo, pseudomotivo, per cui queste lingue non dovrebbero essere riconosciute, ovvero non hanno uno standard. Generalmente è vero, e quindi la contestazione sarebbe solo le lingue che hanno uno standard possono essere riconosciute. Questo è falso, prima di tutto perché sulle circa 7.000 lingue censite al mondo solamente una piccola percentuale hanno uno standard. Innanzitutto solamente una piccola percentuale hanno una forma scritta e secondariamente una piccolissima percentuale hanno una forma scritta standardizzata. Le lingue dell'Africa, pensiamo alle lingue native americane, non hanno mai visto standard. Alcune lingue dell'Africa hanno iniziato ad avere standard recentemente, ma nella loro storia non l'hanno mai avuto. Le lingue native americane, ripeto, ma anche alcune lingue regionali d'Europa hanno più di uno standard o ne hanno uno che sta nascendo. Quindi dire che una cosa è lingua soltanto se ha uno standard è errato, è falso, ma è anche fastidiosamente elitista, perché sarebbe come dire che solamente l'italiano, il tedesco, lo spagnolo e le altre lingue europee sono lingue, mentre le lingue d'Africa sono un po' meno di lingue, le lingue dei nativi americani sono un po' meno lingue e le lingue delle regioni d'Italia, di Francia e di Spagna non sono lingue affatto. È una posizione che è errata linguisticamente ed è anche fastidiosa. Quindi ci sono buoni motivi per non accettarla. In secondo luogo, dire che una lingua è lingua solamente se è standardizzata è fuorviante, perché non tutte le lingue riconosciute hanno uno standard e alcune lingue riconosciute hanno più di uno standard.
le cosiddette lingue pluricentriche come l'inglese, come lo spagnolo, hanno più di uno standard, eppure sono lingue. E poi da una lingua all'altra cambia anche l'ammontare di standard che ha. Prendiamo il catalano, forse la lingua regionale con il più forte livello di standardizzazione, non ha il livello di standardizzazione che ha il francese, ma nemmeno l'inglese ha il livello di standardizzazione che ha il francese. In Inghilterra o in Gran Bretagna non c'è un'accademia paragonabile all'Académie Française, eppure non incide sulla linguicità, se mi passate questa parola, dell'inglese. Quindi è un modo per evitare la discussione, non è in nessun modo una contestazione che abbia peso. Vorrei poi anche far notare che quest'idea che la variazione dialettale e che lo standard sono importanti è un'idea molto perniciosa e gli esempi non mancano. La Real Accademia Spagnola durante il franchismo ripeteva spesso che il catalano non è una lingua perché a Barcellona si parla diversamente che a Girona, che nelle isole. Allo stesso tempo il governo Erdogan, il governo turco, ripete spesso che non esiste la lingua curda perché ci sono dialetti diversi. Ripeto, questo è fuorviante ed è anche una fallacia logica, perché sì che queste lingue sono frammentate a livello dialettale, ma lo sono anche perché la posizione politica è stata contro queste lingue. E quindi usare quella posizione e alimentarla e poi pretendere che sia anche una caratteristica determinante non è solamente una fallacia logica, è anche pernicioso. E il Parlamento europeo sa benissimo che queste posizioni vengono prese dai governi contro le lingue regionali, ed è per quello che recentemente, a settembre del 2016, in una recensione intitolata Regional and Minority Languages in the European Union, che potete consultare questo link, dice appunto che posizioni contrarie alla difesa e allo sviluppo, la parola sviluppo è importante, delle lingue regionali è un tipo di discriminazione paragonabile alla discriminazione razziale. E questa è una posizione dell'Unione Europea, di questo gruppo di lavoro, che mi trova d'accordo semplicemente perché essere contro le lingue regionali ed essere contro le lingue regionali usando cose tipo la mancanza di standardizzazione e la frammentazione dialettale come motivi pseudologici è discriminazione, proprio perché queste caratteristiche esistono dovute al fatto che queste lingue non hanno mai avuto supporto istituzionale. Quindi è come dire: non avete supporto istituzionale oggi e di conseguenza non meritate il supporto istituzionale domani. E quindi prima di essere contro lo sviluppo delle lingue regionali sarebbe importante e utile un dibattito serio non solo su ciò che sta accadendo in Italia, ma ciò che accade nel resto d'Europa negli ultimi 30 anni, le altre lingue regionali, magari paragonare le nostre con quelle europee, e ci renderemo conto che l'unica differenza è che le lingue regionali d'Italia hanno poco supporto istituzionale, ma dal punto di vista linguistico sono paragonabilissime e presentano situazioni geografiche praticamente identiche al resto d'Europa.